Domenica 27 dicembre arrivano in Veneto le prime 875 dosi di vaccini anti-Covid. L'annuncio era nell'aria. L'ufficialità è arrivata nel corso di un incontro tra le regioni, il governo e il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. Le fiale arrivano allo Spallanzani il 25, mi sembra, a Roma, questa prima partita, e poi dalla Spallanzani partono direttamente per le regioni. Le regioni dovevano individuare ognuna un punto e individuare anche il riferimento. Noi abbiamo individuato l'azienda ospedaliera di Padova e l'unità farmaceutica dell'azienda ospedaliera di Padova. La prima somministrazione del vaccino deve essere seguita da una seconda a 21 giorni di distanza. A breve saranno chiarite anche le tempistiche per i quantitativi di vaccini anti-Covid che dalle prossime settimane arriveranno nei 7 hub scelti dalla Regione. I primi 185.000 vaccinati veneti saranno personale sanitario e ospiti e operatori della RSA. Quindi servizi essenziali, forze dell'ordine e altre categorie protette. Infine, a primavera sarà il turno della popolazione indifferenziata. Da indiscrezioni che noi abbiamo in interlocuzione con il governo e con il commissario Arcuri si dice che per metà anno, quindi per maggio-giugno insomma, dovremmo arrivare. Queste dovremmo, e quindi condizionale, ma queste sono le indiscrezioni insomma, che dalle riunioni sono emerse. Il vaccino non è obbligatorio ma su base volontaria, tuttavia l'obiettivo è di raggiungere una quota di vaccinati attorno al 70-75%, anche se al momento è difficile fare previsioni su quale sarà l'adesione. Ci sarà, voi sapete, una campagna informativa nazionale, che quindi avrà valenza anche a livello nazionale su televisioni, su testate giornalistiche eccetera. Noi comunque stiamo già predisponendo anche una campagna informativa e di sensibilizzazione regionale. Dopo è difficile oggi, penso, far stime.